Bentrovati. Nell'ultima Isola vi avevo parlato della degenerazione della politica, dovuto a uomini incapaci e molto spesso pure dei delinquenti che ci hanno sgovernato negli ultimi decenni. Una classe dirigente che ha portato il paese allo sfascio e che ha distrutto il senso di appartenenza ad una comunità nazionale, che ha distrutto l'idea stessa d'Europa che i padri fondatori volevano diventasse gli Stati Uniti d'Europa. L'esempio della Lega è sintomatico. Quando è nata indicava come la causa di tutti i mali Roma ladrona e i terroni, il meridione. Poi ha indicato come nemici gli extracomunitari, aggiungendoci ora anche l'Unione Europea. A nessuno di questi leghisti viene un sussulto di onestà intellettuale, ammettendo il proprio fallimento dovuto alla propria inadeguatezza e alla disonestà di alcuni dei loro dirigenti. Un esempio è la legge elettorale, il cosiddetto Porcellum. Oggi, visto l'odio della stragrande maggioranza degli italiani per questa legge, sembra che questa porcata non abbia genitori, eppure i padri sono noti e si chiamano Lega e Berlusconi. Ed è tragicomico che tra coloro che stanno studiando una nuova legge elettorale ci sia anche l'autore del Porcellum, il leghista Calderoli. Questa è la logica che ci porterà al fallimento. Chi ha creato il problema pretende di risolverlo, mentre sono loro il problema. Oggi servirebbero donne e uomini non compromessi nei decenni passati col potere che ha portato l'Italia al punto in cui si trova. Donne e uomini che sappiano indicare un percorso virtuoso di risanamento e siano credibili, ovviamente. Servirebbero personaggi come il presidente dell'Uruguay, Pepe Mujica. Vi ho già parlato di lui in un'altra isola quando vi ho letto il suo appassionato intervento all'ONU, giudicato il più importante discorso politico degli ultimi decenni. Ecco, all'Italia servirebbe un capo dello Stato di tal fatto, un uomo che si è fatto 14 anni di carcere, di cui 10 in isolamento totale come capo dei Tupamaros, i partigiani uruguaiani che combattevano la dittatura militare. Quando la dittatura militare venne finalmente sconfitta è stato liberato. Nel 1995 entrò in Parlamento, in seguito divenne Ministro dell'Agricoltura e nel 2009 è stato eletto Presidente dell'Uruguay con il 52% dei voti, con lo slogan "Un governo onesto, un paese di prima classe". Dei 9.000 euro dell'appannaggio presidenziale, Pepe Mujica ne tiene per sé il 10%, ovvero 900 euro mensili. Il resto lo dona a un programma di microcredito. Vive con sua moglie non nella residenza presidenziale di Montevideo, ma nella sua casa privata ad una trentina di chilometri dalla capitale, una casa modesta di circa 50 metri quadri. Non si muove con l'auto blu presidenziale, ma con il proprio vecchio maggiolino Volkswagen. In questo assomiglia a Papa Francesco, che nella recente visita di Stato al Quirinale da napolitano si è presentato con l'utilitaria che usa normalmente per i suoi spostamenti. E a proposito del Papa, Pepe Mujica ha detto che se lo lasciano fare potrebbe riportare la Chiesa a una vocazione più popolare. Ecco poi il concetto di sinistra di questo Presidente. Ve la leggo. La sinistra, anche in Uruguay, la dividerei in 3 fette. I nostalgici, che dicono le stesse cose di 50 anni fa, quelli totalmente in linea col mercato e infine quelli come me, che riconoscono l'indispensabilità del mercato ma lo criticano per migliorarlo, perché io so bene che il capitalismo serve a produrre ricchezza, quindi tasse buone per i servizi di cui anche i poveri si avvantaggiano. Io penso che se un uomo onesto e capace, con il passato e il presente di Mujica e quindi credibile, si presentasse nell'agone politico italiano, sicuramente verrebbe sbranato dai media al servizio della casta al potere. Eppure, solo se a governare questo paese venissero delle donne e degli uomini di questa fattura, con questa credibilità, l'Italia potrebbe ancora salvarsi dal crollo prossimo futuro. La vecchia guardia al potere, inetta e spesso disonesta, è impegnata solo a mantenere i propri privilegi e il salvataggio di ieri in Parlamento della ministra Cancellieri lo dimostra chiaramente, naturalmente a spese della stragrande maggioranza della popolazione, ed è per questo che deve essere spazzata via.
intendiamoci però, con le armi della democrazia. Solo così l'Italia potrebbe avere ancora un futuro. Se questo non avverrà in tempi brevissimi, il Paese è destinato ad un decadimento inesorabile e molto rapido. Voglio finire con una frase che ho usato in passato per chiudere alcune mie isole, che spesso veniva derisa con battute ironiche e sarcastiche, ma che si è rivelata, purtroppo direi ai noi, giusta. È buio nel nostro Paese, è calata la notte sulla nostra Repubblica. Ci vediamo giovedì prossimo.